Andiamo in spiaggia adesso, viene Giorgio Bellemo, che è presidente dell'associazione Ascoli Spiagge. Non è che mi spiace. Sì, però insomma, siamo sempre vestiti in maniera estiva, proprio perché il biglietto da visita delle spiagge anche l'inverno è questo abbigliamento. Sono onorevole per come mi presenti, per come mi rappresento. Beh, grazie di questa opportunità, sarò velocissimo, tanto come il mio modo di parlare, quindi vi prego di avere molta pazienza con me, perché voi sapete io parlo velocemente e mangio metà parola. No? Quindi, buon politico mangio. Sì. Allora, per carità. Mi sembra che insomma anche l'intervento di chi mi ha preceduto, cosa significa? Significa che c'è da qualche anno una collaborazione interessante tra alcuni sodalizi, consentitemi questo termine che mi ricorda quando ero dirigente dell'ISPI, quindi Compenso Recente, quindi di Chioggia, quindi ASA, è una cosa, voglio dire, attività talente che è molto presente, che fa sì insomma che si cerchi in qualche maniera di elevare la qualità di questa città, che è molto alta, ma che noi non sappiamo tante volte di avere. Questo diciamo sempre, dobbiamo convincerci che è così. Io sono andato qua e ho visto poca gente ed ero felicissimo, non sono pazzo, perché vuol dire che gli operatori stanno lavorando. Vi può sembrare strano, ma è così, gli operatori della spiaggia stanno lavorando e quest'anno lavorano molto bene, quindi la cosa mi dà molto, sì, il fatto che sono qua è per questo. E mi dispiace anche ma mi piace il fatto che stiano lavorando. Cosa voglio dire? Voi forse non lo sapete, vi do un dato, perché poi mi hanno dato, no? Noi siamo, dico noi come associazione di operatori balneari, chiaramente siamo in regime di concessionari, quindi la polemica dei concessionari Bolkestein piuttosto che la tratteremo dopo. I comuni, tutti i comuni d'Italia, introitano delle cifre molto importanti per i canoni che vanno direttamente a loro, non rimangono nel territorio. E questa è una cosa gravissima. Il Veneto raccoglie circa 12 milioni di oneri di concessioni che vanno a Roma. Sui 10 comuni della costa veneta, il primo per introiti e Cavallino con 2 milioni e 8. Il secondo è Rosolina con 2 milioni e 2. Rosolina perché ha molte case e molti edifici. Il terzo è il comune di Chioggia con 1 milione e 8. Ieri solo conto 100.000. Ora cosa voglio dire? Noi da anni abbiamo questa collaborazione, ci abbiamo il testimone con Rosolina, perché riteniamo che il nostro quasi sbocco naturale sia il sud della provincia e della regione. Voi sapete che i veneziani, dovrei usare il termine inelegante, non lo uso, ma neanche di striscio, no? Se aspettiamo che vengano gli esoneri a Chioggia, vengono forse a metterci i consiglieri provinciali come in passato, piuttosto che io sono molto attento a quelle che sono le dinamiche di Rosolina e di Porto Tolle, perché c'è un aspetto ambientale che si connurba molto bene con quello di Chioggia. Cosa lamentiamo però? Una mancata viabilità importante, che non è solo la Romea. Se voi vi ricordate, 20 anni fa si fece un accordo a Bosco Mesola, al Castello di Mesola, con allora Bersani, sulla Romea commerciale. Sono passati 22-23 anni, credo, no? Gli anni passano, velocemente, già allora non l'avevi capito. Rosina partirà tra poco, credo, con il ponte sull'Adige. Il nostro sbarramento con un Salineo, che mai come oggi è così agognato, non si capisce che fine ha fatto. No, questo per dire che effettivamente c'è anche questo aspetto della comunicazione che in questa città è completamente latitante. E qua forse Beniamino la politica dovrebbe muoversi un po' di più anche. Perché ho l'impressione che certe cose, certe tematiche dove si perdono. Sulle spiagge abbiamo avuto un anno, pandemia come tutti, quindi hanno sofferto moltissimo. In questi 2 anni questo ha contribuito molto ad elevare la qualità dei servizi nelle spiagge, perché, lo accennava prima Elena, il distanziamento piuttosto che ha fatto sì che nelle spiagge c'è stata un'attenzione alla sicurezza come non mai. C'è sempre stata, ma oggi ancora di più. Voi sapete che abbiamo un litorale che su 7,5 km ha 52 postazioni di salvataggio. Copriamo anche le spiagge libere, è l'unico comune in Italia che copre tutti i giorni le spiagge libere con il salvataggio. Ieri tra l'altro un moldavo 23enne, ovviamente ubriaco, è scivolato sugli scogli, per fortuna è andata bene, dopo mezz'ora c'erano gli altri suoi amici ubriachi sul stesso scoglio, no? Quindi c'è questo servizio, c'è questa attenzione alla sicurezza, quindi salvataggio, le torrette cardioprotette, tutti quanti nel defibrillatore, 5 posti di intervento fatti con la ULS 3,
sono quelle cose in cui gli altri comuni, credetemi, non ce l'hanno. Va migliorato sicuramente sì. Prima si parlava dell'emergenza e quindi dell'utilizzo di droni, che c'è questo problema legato all'ENAC che arriveranno. Servirebbe probabilmente una moto d'acqua piuttosto che un tipo di imbarcazione diversa. Questo non è possibile non per un fatto che non si voglia fare, perché manca il personale. Ma è come quest'anno, noi abbiamo visto, io ho 52 bagnini dipendenti e credetemi, mi sono pochi e non si trovano. Allora, non so se sia, dopo uno dice anzi no, l'altro giorno è venuto un ragazzo di 19 anni con il babbo a chiedermi se poteva lavorare per noi del DC, e lui voleva fare soltanto la pausa pranzo di un'ora e mezza al giorno per 6 giorni a settimana. Di più no, perché ho stato troppo quest'anno, non voglio. E il papà che lo sopportava. Cioè, dopo dico la mia reazione, insomma. Questo per dire che c'è anche questo problema, purtroppo. E quindi un ragionamento anche sul personale va fatto. Sul personale di spiaggia e l'attività turistica va fatto anche non solo perché è reddito, che non so se sia vero, ma perché comunque da noi lavorano troppo poco. Cioè pensare comunque di far lavorare queste persone 4 mesi è anche troppo poco effettivamente. Cioè una prospettiva diversa. E quindi magari con l'amministrazione comunale Beniamino avrebbe pensato a implementare anche alcuni servizi di carattere, permettimi, sociali. Cioè, io vedo tante cooperative che girano per il comune, non so se lavorano bene o male, però insomma alcuni ragionamenti vanno fatti. Finisco, c'è l'attenzione anche delle modifiche, ci sono l'attenzione delle modifiche anche urbanistiche che interessano la nostra città, se ne parla da anni. Noi stiamo stimolando l'amministrazione per rivedere il lungomare, come ben sapete. C'è la proposta che considero delinquenziale perché prevede una corsia di entrata e una corsia di uscita sul lungomare, e questo secondo me non è possibile fin tanto che ci sarà quel mercato ittico. Dov'è? Io ho fatto il consigliere comunale nel 1988, ero più giovane allora e mi ricordo che si parlava di spostare quel mercato ittico. Sono passati 30 anni, più o meno, no? Però voglio dire, noi a volte parliamo, però è inutile fare certi progetti se in realtà io costruisco 15 grattacieli sul lungomare, ma sono fatto le strade piuttosto che. Questo è un po'. Allora, tante volte manca una corrispondenza di quella che è la volontà politica con quello che devono fare i tecnici. Io credo che noi abbiamo dei dirigenti comuni molto capaci, ma che non rispondono alle dinamiche dell'amministrazione. E credo che una riflessione in questo senso va fatta. Non solo questo. Io poi dopo tutto un giorno, c'è stato un tecnico che ha avuto un incarico per la Porta Garibaldi, per lui è stata la breccia di Porta Pia, adesso diamo incarichi a Gogò. E questo non va bene. Allora, la mia polemica sicuramente sì, ma è per dire cosa? Abbiamo delle risorse mentali, professionali, politiche, che devono essere in qualche maniera implementate. Grazie. Grazie a te Giorgio.